Siamo a Bivona in occasione di due giornate, 22 e 23 agosto. Queste le date della Sagra della Pesca di Bivona, una manifestazione che è arrivata alla sua 30ª edizione, una manifestazione di successo che ha richiamato qui numerosa gente, una manifestazione ricca di tanti eventi collaterali e la chicca di quest'anno è l'inaugurazione del Museo dell'Acqua. Ma qui in fiera ci sono numerosi espositori, c'è la presenza dell'Istituto di Bivona che ha preparato numerose degustazioni, mostre di pittura e tanto altro. Pesca di Bivona, siamo arrivati alla 30ª edizione, un traguardo importante. Diciamo che 30 anni di celebrare questo prodotto, crescendo ogni anno l'attenzione sia sulla sagra ma anche sulle qualità della pesca a Bivona, sono un bel traguardo. Peraltro la 30ª edizione celebra anche il riconoscimento ormai definitivo dell'IGP Pesca a Bivona dell'Unione Europea. Per cui, come dire, è una giornata importante sia oggi che domani, ma anche tutta l'attività promozionale del prodotto e della frutta che l'ha visto anche protagonista all'Expo di Milano nel biocluster, cioè nella settimana dei sicani. Peraltro riproponiamo questa sera in Piazza Cinà esattamente tutto ciò che è accaduto a Milano insieme a due stand importanti che sono quello del Parco dei Montesicani, che viene stato reistituito per la terza volta, venendo da una mia proposta di legge del 2010, ma ormai è definitiva il funzionamento dell'istituzione parco. E poi il distretto rurale di qualità che consacra questo territorio dell'area interna con il Galle Sicani come punto di riferimento per costruire turismo relazionale e per commercializzare prodotti e per sostenere le aziende. Sono presenti i nostri produttori, i nostri artigiani del territorio, ci sono tutte le qualità, c'è Slow Food che insieme all'Istituto Alberghiero presenteranno in tutte le versioni possibili, da crepe alle marmellate, al gelato, alle crostate, la pesca a Bivona. Ci sarà anche una guida sia oggi che domani, oggi con Laboratorio del Gusto, domani con Teatro del Gusto, la pesca assieme agli altri prodotti. Ci saranno momenti anche di ludici dagli artisti di strada, i gruppi folk e si racconterà anche là il Parco dei Montesicani, l'IGP, il distretto rurale di qualità e domani continueranno con gruppi folk, con un gruppo, mi dicono, famoso che racconta la Sicilia e il Mediterraneo, che è la band di Giufà, per sostanzialmente dire a chi ci ascolta che la pesca a Bivona si dice in giro che è la più buona ed effettivamente la più buona. Dopo tutti questi traguardi adesso cosa ci si può aspettare, a cosa state lavorando? Lavoriamo, le sembrerà una battuta, noi abbiamo bisogno di rendere i produttori di pesca una squadra unica, compatta, come in un famoso film Un solo uomo, perché la pesca è arrivata in Germania, è nella grande distribuzione, ma vorremmo che il gruppo di produttori, perché ormai sono produttori che hanno anche delle estensioni considerevoli, sia ancora più consapevole del fatto che può fregiarsi di una delle 4 IGP per quanto riguarda la pesca in tutta Italia e tra le pochissime in Europa. Qual è il ritorno economico che porta la pesca di Bivona a questi produttori, a questo paese? Con il reddito che deriva dal duro lavoro anche di coltivazione, di lavorazione e commercializzazione della pesca, vivono non solo le famiglie e gli imprenditori agricoli, ma c'è un indotto considerevole che va dal trasporto, che va alla raccolta, che va alla lavorazione, che va
alla produzione del packing, c'è un pezzo importante dell'economia bivonese e non solo, perché il nome è Pesca Bivona ma la produzione è in territorio di Alessandria, i 1000 ettari sono ad Alessandria, sono una porzione di Santo Stefano, di San Biagio e di Palazzo Adriano. In occasione di questa sagra della pesca non poteva mancare l'istituto alberghiero di Bivona. Cosa avete preparato con i ragazzi? Allora, noi abbiamo preparato delle pesche al vino, delle pesche fatte con il limone e zucchero e poi in tarda serata stasera faremo sicuramente un piatto flambage a base di pesche. Solitamente noi queste cose li facciamo in esercitazione nella sala ed è un piatto diciamo un po' prelibato, ecco. Quindi un'occasione per questi ragazzi anche per formarsi sul campo? Certo, sicuramente, ma noi abbiamo avuto una partecipazione massiccia di alunni, alunne in prevalenza, di Santo Stefano, ne abbiamo di Cammarata, ne abbiamo di Alessandria, di Bivona stesso e partecipano volentieri. Ecco. Un bilancio di questa giornata di preparazione è stata faticosa? No, è stata molto piacevole. Le persone cosa dicono di questi prodotti della pesca e di come l'avete preparata? Le piacciono molto. Gradiscono molto quelli con il vino, specialmente dopo il pomeriggio. È un'iniziativa molto bella che ci aiuta a conoscere la gente e a aiutare alla gente perché oggi è stata una giornata in cui abbiamo tagliato tante pesche per aiutare la gente di fuori che è venuta immigrati a trovare i parenti e tante cose. Lei da dove viene? Io vengo da Sciacca, scusi. Che mi dice della pesca? Come le è sembrato? È una bella manifestazione, cioè sarebbe più bello diciamo, farla conoscere più a largo raggio perché praticamente il prodotto è eccellente e merita veramente. In quanti modi l'ha mangiata? Allora, ho assaggiato quella col vino e è bella perché è molto succulenta diciamo, e la rende diciamo, un po' più completa. La pesca è buonissima, io me la ricordo già da molti anni fa. Non è solo questa volta l'occasione, questa volta io ho avuto già esperienza di molti anni fa. Lavoravo come accompagnatrice turistica, portavo dei gruppi folclorici che venivano a ballare qua, tra cui io mangiavo la pesca e mi facevo i baffi di pesca. La pesca è buonissima. Una manifestazione bellissima, non ci sono mai stata la prima volta. Bello. Una vostra opinione su questa sagra e sulla pesca di Bivona? Sono tutte e due cose per me buone, la pesca eccezionale e il vino non di meno. La conosceva già la prima volta che l'assaggia? Questa è la prima volta che vengo a Bivona, però a Palermo si conosce questa pesca, è un prodotto già abbastanza rinomato. Lei che opinione si è fatta? Io già il prodotto lo conoscevo, lo compro tutti i giorni a Palermo, quindi raccolta qua e venduta direttamente a Palermo, quindi la sapevano. Comunque le sagre sono belle. Prima mi dice com'è la pesca. Buonissima, la tipica pesca di Bivona, buonissima. Voi di dove siete? Siamo di Bivona, però abitiamo in Friuli. Siete venuti appositamente per la sagra? Siamo in vacanza qui. Ne farete un po' di scorta, ne porterete un po' su? Un pochino. Un attimo. Tutte quelle che possiamo. Me l'assaggio in diretta e mi dica com'è. Subito. Squisita e spettacolare. Buona. La prima volta che la mangiava? Non l'aveva mai provata? Diciamo così con il limone no. Me l'hanno fatta assaggiare qua amici di Bivona. Da consigliare comunque, buona. In fiera anche voi, come mai avete scelto di venire da Adrano? Perché da qualche anno che la facciamo, ci è andata bene sempre ed è una bella sagra e continuiamo a farla ancora. Che opinione vi siete fatti sulla pesca di Bivona, vi piace? Sì, è dolcissima, profumata e tutto, è tanto gustosa, è una pesca particolare. Quale riscontro avete trovato in questa sagra? C'è molta affluenza?
Sì, come sembra sì, noi siamo arrivati verso le 10, già c'era gente che cercava di comprare, è stato bellissimo veramente. La Sagra della Pesca di Bivona ha richiamato qui in paese non solo tante persone che sono venute ad assaggiare la pesca di Bivona, ma anche tante aziende da tutta la Sicilia per esporre i loro prodotti, segno che ormai è diventata famosa e di richiamo per tutti. Ma proprio l'obiettivo nostro è questo, quello di portare soprattutto le persone che vengono da fuori, oltre ad assaggiare la nostra squisita pesca, a poter vedere, a poter assaggiare tutti i prodotti di grande qualità che ci sono nel nostro territorio. L'interesse nostro è quello proprio di far conoscere, di promuovere quello che è l'obiettivo del distretto turistico, poi di tutti i comuni che partecipano assieme a cercare di elaborare un progetto che sia comune, che è quello di far conoscere una Sicilia bucolica, una Sicilia diversa a tutte le persone che effettivamente, alle tante persone che vogliono venire a visitare la Sicilia non solo per il mare ma anche per le altre bellezze che la Sicilia ha. Si parla tanto di turismo rurale, ormai è un po' di moda, questo potrebbe essere il posto ideale? Ma sicuramente, devo dire che le varie associazioni che ci sono presenti nel territorio, il GAL, il distretto turistico, stanno facendo un ottimo lavoro accanto anche a delle persone, a delle associazioni che si stanno mettendo in sinergia assieme a tutti gli enti locali per cercare veramente di promuovere questo territorio per come merita. La chicca di questa sagra è l'inaugurazione qui a Palazzo Greco del Museo dell'Acqua. Come ho scritto in uno dei pannelli di questo spazio che è pomposamente chiamato Museo dell'Acqua, ma in realtà rappresenta la Via dei Mulini e tutto il sistema naturalistico ed economico del fiume Magazzolo e dei suoi affluenti, il fiume Alba in particolare, che attraversa il comune di Bivona, ma oggi è coperta dagli anni 60 in poi fu coperto. L'acqua per noi, come abbiamo dimostrato anche difendendola da un tentativo di privatizzazione, è fonte di vita, fonte di libertà e anche di democrazia. Oggi attraverso la Via dei Mulini, di questo spazio che è anche soprattutto un laboratorio didattico per i bambini che lo visiteranno, gli alunni della scuola primaria, un modo per fare capire quanto importante sia l'acqua e quanto fondamentale è stata l'acqua prima che arrivasse l'energia elettrica per creare in fondo l'alimento fondamentale, dalla farina che è il risultato della molinatura del grano. Devo dire che gli spazi sono graziosi, sarà utilizzato in questo modo e in occasione della Sagra della Pesca di Bivona, e se mi consentite anche la considerazione, in occasione dell'approvazione da parte dell'Assemblea regionale siciliana del disegno di legge sulla ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia, una concomitanza di circostanze ci porterà a dire quanto è importante l'acqua e come deve essere sostanzialmente pubblica e libera. Ha scelto a tal proposito di inserire in questo museo una foto storica particolare. Abbiamo inserito la manifestazione del 1971 che vide il popolo di Bivona scontrarsi con l'ente dell'acquedotto siciliano perché tentavano, spendendo inutilmente soldi, di imbrigliare una sorgente e non consentire l'irrigazione ai giardini. Questa sorgente oggi è una di quelle sorgenti che ha una portata da 50 litri secondo, la San Matteo, che assieme ai 150 litri del Castello sono tra le fonti per la città di Agrigento e l'Interland. Quindi quello sciopero che vede un popolo intero, dalle suore agostiniane a quelle di Santa Chiara, ai comunisti, ai socialisti, ai democristiani e ai repubblicani, tutti insieme difendere per una settimana, bloccando sia le vie di comunicazione sia tutto ciò che erano attività e servizi, un popolo intero che difese il diritto all'acqua. Come nasce questa idea?
Ma l'idea è nata subito dopo che ho ricevuto l'incarico. Abbiamo preso consapevolezza che il nostro museo non poteva essere un museo capace di attrarre il visitatore con risorse artistiche di pregio, e con Angela Canizzari e Giuseppe Traina abbiamo cercato di basarci unicamente e fondamentalmente sulla capacità di incuriosire il visitatore. Siamo partiti dalla storia di Bivona, dalla Via dei Mulini, e lì abbiamo costruito due ambienti che sono interattivi e multimediali. Uno è il diorama, cioè la riproduzione di un ambiente fluviale tipico dei Monti Sicani, in particolare il torrente Albo, il fiume Magazzolo e il fiume Sosio. Da lì abbiamo definito quali sono la fauna, la flora, le componenti quindi biotiche e abiotiche del fiume. E poi siamo passati a descrivere quella che è invece la memoria storica di Bivona, appunto la Via dei Mulini. Abbiamo ricostruito il mulino tipico di Bivona e questo è stato un lavoro che ha consentito e consentirà sicuramente alla popolazione di Bivona, soprattutto la più anziana, di riscoprire appunto quella Bivona che non c'è più, perché dei mulini ormai non rimane praticamente alcuna traccia. Lei si è occupato dell'arredamento di questo museo. Cosa avete cercato di riprodurre e soprattutto rivolto a chi? Rivolto a chi? Gli utenti principali sono soprattutto la popolazione di Bivona, con particolare attenzione ai ragazzi, ai bambini, quindi sia della scuola media che anche della scuola elementare. In queste 3 stanze noi ci siamo focalizzati durante la fase embrionale del progetto e poi anche nel dettaglio di andare a catturare, quindi focalizzare come delle fotografie, quindi caratterizzare questi ambienti in base a alcuni cicli dell'acqua fondamentali, in maniera tale che i bambini non dovevano immaginarselo solo dai libri, ma lo potessero vedere e toccare con mano. Quindi l'energia cinetica, l'energia potenziale che ha l'acqua, quindi il ciclo che ha dell'acqua, quindi dalle cascate dalle montagne, quindi l'evaporazione, i ruscellamenti, e poi tutto questo ha caratterizzato, diciamo, una lunga tradizione economica a Bivona. Infatti tante famiglie e proprietari dei mulini, diciamo, hanno fatto la loro fortuna, ma anche davano da vivere e sostentamento. Diciamo, c'era un'economia dietro, caratterizzata proprio dall'abbondante quantità dell'acqua, ma anche dalla coreografia dei monti sicani che ci davano sorgenti ricche di acqua. Lei nello specifico di cosa si è occupato? Allora, io mi sono occupato soprattutto della parte naturalistica del museo, in modo particolare del diorama, questo che in sostanza ripropone un ambiente fluviale con tutte le specie animali e vegetali che sono tipiche del nostro territorio. Cosa ha inserito? Allora, praticamente ci sono degli uccelli tipici dell'ambiente fluviale, per esempio la ballerina gialla, c'è il gruccione, poi abbiamo il merlacquaiolo, alcune sono specie anche rare, tipiche del nostro territorio, e poi le specie vegetali che sono, insomma, comuni in un ambiente fluviale naturale, insomma, che è abbastanza conservato e che si può vedere in tutta la Sicilia in pratica. Un progetto quasi avveniristico. Sì, diciamo che è innovativo sicuramente, specialmente nella zona del Parco dei Monti Sicani e dell'area dei Sicani. L'inaugurazione di questo museo, con l'apertura al pubblico, la libera fruizione di questo museo, arricchisce sicuramente l'offerta turistica, culturale dei Monti Sicani, di tutta l'area del parco. Oltre che focalizzare un'attenzione su quello che è uno degli elementi fondamentali del parco, che è l'acqua. Ricordiamoci che il Parco dei Monti Sicani ha diversi laghi all'interno del parco, diversi fiumi, è caratterizzato, diciamo, dall'acqua, dalla presenza dell'acqua, e questo museo un po' celebra questo elemento fondamentale di tutto il parco. All'interno di Palazzo Greco è stata allestita una mostra che ripercorre alcune opere di Federico Panepinto. Come mai avete scelto proprio questo autore? Allora, noi abbiamo scelto questo autore perché per molto tempo è rimasto quasi nell'oblio come pittore dell'Ottocento, perché lui era un pittore neoclassico dell'Ottocento, infatti è nato nel 1809 ed è morto nel 1872, e giustamente la nostra associazione Sursum si è imposta anche di recuperare non solo le opere che sono andate quasi completamente abbandonate a se stesse dall'incuria, ma anche di rivalorizzare coloro che nel territorio hanno dato molto, quale appunto la figura del Panepinto.
il fulcro sia dei Monti Sicani, dell'ente parco Monte Sicani che si sta costituendo, ma anche del GAL che raccoglie numerosi comuni di questo vasto territorio. Sì, diciamo che la manifestazione in oggetto, cioè la 30ª sagra della pesca bivona, oggi rappresenta per noi un punto di incontro di tutto quello che è il mondo sicano, quindi il costituendo parco dei Monti Sicani, il GAL che già opera abbondantemente sul territorio e dove l'ente parco oggi rappresenta una sorta di ciliegina su questa torta del GAL. Tutto questo mondo che adesso è andato in onda su Expo con un grandissimo figurone portando alla ribalta questa nuova, tra virgolette, Sicilia, perché in realtà quello che stiamo esportando è la nostra arretratezza e stiamo cercando di raccontare una Sicilia che pochi altri hanno raccontato e sinceramente il riscontro all'esterno è di grande rilievo, perché è un pezzo di Sicilia che è rimasta ancora Sicilia e l'intento di questo coinvolgimento è quello di conservare questa autenticità e dare la possibilità a chi come me e come tanti altri viverci. Ma richiamare anche turismo? Sì, diciamo che quello che sta funzionando molto sono escursioni dove alla fine poi l'escursione naturalistica, itinerario religioso sono quasi una scusa, perché quello che stiamo cercando di raccontare è più una Sicilia relazionale, vendiamo più emozioni che escursioni, un ospite che cerca più un'emozione e non una escursione, una visita, quindi l'idea è quella di avvicinarlo sempre più al siciliano. Io sono più che mai convinto che chi viene in Sicilia sta cercando prima ancora della Sicilia i siciliani. Presente in fiera anche uno stand della Proloco. Anche quest'anno siamo presenti qua alla 30ª sagra della pesca bivona, dando un servizio ai turisti che con l'occasione stanno venendo appunto a visitare il paese di Bivona. Nello stesso tempo abbiamo dato anche la possibilità alle altre Proloco della provincia di Agrigento e anche della provincia di Palermo, dei Monti Sicani, a rappresentarci e a rappresentare loro le varie tradizioni con il Deplan e manifestazioni, dando appunto la possibilità ai turisti di visitare pure i territori limitrofi a Bivona.